Lui è il vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato, Raffaele Padrone. Ci parla di questo drammatico, difficile momento legato all'emergenza sanitaria e al pericolo di infiltrazioni della malavita nella vita di tutti i giorni. Ben ritrovati cari telespettatori, questa sera non voglio darvi ancora notizie di casi di positività che colpiscono uomini e donne della Polizia di Stato. Questa sera vorrei fare un piccolo accenno su un argomento delicatissimo, detto dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia, e soprattutto dell'Osservatorio regionale del vicino Veneto, sempre dell'Ufficio Antimafia. E praticamente si parla di infiltrazioni mafiose. Perché? Perché è ovvio che laddove ci si trova a causa di questo Covid e in un momento particolare economico, gravato da chiusure, da non incassi, il malvivente e qua si parla di infiltrazioni mafiose, di stampo mafioso, è molto importante capire cosa può succedere. Può succedere che queste persone, questi malviventi, queste grosse organizzazioni, non la singola persona, possa portare nel nostro territorio, il Veneto, ma il Friuli, posizioni di usura, riciclaggio, laddove chiaramente ci sono investimenti, grandi investimenti su grandi opere infrastrutturali. È chiaro che rendono il territorio appetibile, un territorio dove è vero che c'è in questo momento un'economia scarsa, ma comunque una economia sana. E l'ha ribadito, scusate, anche la DIA. La DIA che parlava e parla di ormai una storica presenza in Friuli Venezia Giulia di riconducibile a una criminalità operante nel settore degli investimenti, proprio formulati nel riciclaggio. E non solo, ma nella droga. Avete visto gli aumenti di sequestri da parte delle forze dell'ordine di droga, dove nelle armi, nelle truffe, nelle frodi fiscali, questi sono tutti azioni chiaramente che arrivano da persone malavitose, da grandi organizzazioni, quindi anche per noi la mafia e la camorra. È un territorio, ripeto, sano. Pordenone in particolare è una delle prime città in Italia, anzi la prima città d'Italia dove si vive bene, però queste infiltrazioni che magari noi non sentiamo, lo possono sentire chi è magari titolare di un'azienda. E non solo, ma ci sono stati anche altri episodi che ci riportano a queste infiltrazioni. L'aumentare di ritrovamenti di documenti falsi e, guarda caso, delle successioni a tutto quello che è il flusso migratorio. Noi ultimamente stiamo dimenticando questo grande problema che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Beh, qua ultimamente stanno arrivando persone prive di autorizzazione a rimanere nel nostro territorio e quindi queste persone, alcune addirittura con documenti falsi. Ecco, quindi io dico, questa è una grave situazione. Io poi in poche ore fa ho saputo anche che almeno pare che il governo abbia anche reintegrato il permesso di soggiorno per la protezione speciale, tolta dall'ex ministro dell'interno Salvini. Beh, allora io dico, siamo veramente alla frutta. Noi le restrizioni, noi non possiamo muoverci nei giorni di Natale che arriveranno, non possiamo andare a trovare i nostri parenti fuori dal comune, non sia mai di lasciare il territorio e la regione, però abbiamo questa restrizione. Vorrà dire, permettetemi la battuta, non me ne voglia nessuno, beh allora così stando le cose saranno solo queste persone che potranno circolare il 31/12 a Capodanno. Grazie e ci vediamo la prossima volta.
Soccorso una ragazza a Udine nella notte in zona stazione che si trovava in stato di ipotermia. Il servizio